In che Dudes de Genar 2025, domenica dopo l'Epifania, del battesimo del Signore. Battesimo del Signore che conclude il tempo di Natale, non vogliamo concluderlo ancora con una panoramica dei presepi, ma poi ne presenteremo ancora altri successivamente che abbiamo comunque fotografato. Oggi torniamo a vedere con diciamo un po' più calma, insomma, rispetto a quelli precedenti, i presepi ad Uniano. Questo qui è il presepio in chiesa, e vediamo la mostra che è stata allestita nel centro parrocchiale. Vediamo qui, in realtà sono Maria e Giuseppe che stanno andando a cercare un posto, notate i particolari con i piccioni, eh, ci sono anche i lampioni che sono un po' anacronistici ovviamente. Questa è un'altra rappresentazione. Qui l'attività avviene mentre prima erano Maria e Giuseppe che cercavano la casa. Qui hanno trovato il luogo dove partorire, potrebbe essere, cioè, la stalla con la mangiatoia che effettivamente è quella che ha ospitato Gesù al suo Natale. Anche questa è molto simile, qui ci sono là dei bovini nella stalla là dietro, anche qui molti particolari, ben curato questo presepio, con le pecorelle che stanno arrivando. Questo in realtà si chiama la fuga in Egitto, quindi raffigura il momento successivo alla nascita, quando devono scappare in Egitto Gesù, Maria e Giuseppe. Questo qui, mi scuso per il flash che rifletteva nel vetro, in alcuni casi usando il flash ha dato questo effetto, però insomma si vede la natività in questa ricostruzione da cascina della campagna lombarda più o meno. Abbiamo notato giustamente anche questo, per esempio, è un presepio popolare fiammingo, lo dice il titolo, quindi il presepio viene raffigurato nella cultura e nell'ambiente di chi lo fa, anche se non raffigura esattamente la Palestina di 2025 anni fa. Anche qui Gai Gain, Gai Shock de Legne per terra, la scuola di Sagina, l'abbeveratoio con le pecore, molto bello anche questo molto ben curato, con la lobby del Sura, il balatoi, anche questo architettura diciamo delle nostre parti, con l'angioletto che svetta sopra una lampadina accesa, ovviamente che questa che non poteva esistere, e una meridiana sulla facciata di quel portico. Altra attività classica con le balle di fieno là sopra di paglia, le pecore, l'albero, molto bello. Ecco, questa è l'attesa di Maria degli uomini di Dio, perché anche questo è un pre-presepio, è Maria che è incinta, si vede col suo pancione, e nascerà fra poco Gesù. Qui forse San Giuseppe è andato a cercare qualcosa per lei, ci sono gli animali da cortile. Qui è come se ci fosse una chiesa, quindi ambientazione diciamo così alpina, sembrerebbe proprio, anche qui con particolari molto belli dei lavori agricoli, natività popolare, anche questa si pone diciamo, in quell'ottica, in quel modo di rappresentare la natività. Questa è un'altra dove sembra che nevichi, pare che ci sia giù un po' di neve, e la natività è sulla sinistra rispetto al gruppo di case. Borgo popolare, natività, quindi anche questa in un borgo del popolo, anche qui il pastore con le pecore. Questo presepio popolare visso c'è scritto, e qui è preponderante l'architettura, diciamo la natività è proprio là in fondo, bisogna andare a cercarla, con questo lampione in primo piano. Altra natività un po' condizionata dal flash anche in questo caso, scusate ma vabbè, altrimenti veniva scuro. C'è l'angioletto che annuncia la nascita di Gesù. Quest'altra analoga forse a alcuni precedenti come ambientazione, però con dei particolari come questa pianta, questo cespuglio, a sinistra l'uomo con la legna, anche questa diciamo tradizionale. Questa pure conti il del Furmentum Takasù, che sappiamo non c'erano all'epoca, cortile innevato si chiama. Belle queste figurine di quest'altro presepio.
In realtà qua di innevato è più questo, molto più innevato. Questo altro per esempio, diciamo di forme tradizionali. Popolare stalla lombarda, benissimo, sembra l'albero degli zoccoli come ambientazione, molto bello anche questo qua. Qui un'altra presumibile fuga in Egitto, comunque Gesù Maria e Giuseppe in cammino. Natività fiamminga, omaggio a Brugge, il grande pittore, e qua anche questo paesaggio del nord Europa, ed ecco che Gesù bambino ringrazia noi che l'abbiamo onorato, e Valerio e Francesco che hanno curato questa mostra presepi. Grazie e ciao a tutti e auguri a tutti. Ciao ciao.